Buongiorno a tutti, sono Cristina Campobenedetto, attualmente assunta presso il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della Greenhouse Italia, azienda leader nel campo della nutrizione vegetale. Con la stessa azienda ho svolto il mio dottorato in apprendistato sotto la supervisione della professoressa Bertea dell'Università degli Studi di Torino e della dottoressa Contartese, responsabile del Dipartimento R&D, che fin da ora ringrazio. Io e tutto il gruppo di ricerca abbiamo appreso con grande soddisfazione il conferimento del premio Mario Bonsembiante, assegnato alla miglior tesi di dottorato in ambito alimentare, con particolare attenzione allo sviluppo di strategie innovative volte a migliorare la sicurezza alimentare e a prevenire l'impatto ambientale dovuto ai processi produttivi. Il lavoro di tesi si è incentrato sullo sviluppo e lo studio della modalità d'azione di due biostimolanti, ovvero di prodotti di nuova generazione che, applicati alle piante in piccolissime dosi, vanno a migliorare i processi fisiologici naturali, in particolare ad incrementare l'efficienza di assorbimento di nutrienti, la tolleranza agli stress abiotici e la qualità del prodotto. Nello specifico, uno dei biostimolanti è stato testato su semi di cetriolo e soia con lo scopo di incrementare la tolleranza allo stress da calore, il secondo testato su piante di pomodoro con lo scopo di incrementare la tolleranza allo stress salino. Entrambi stress sempre più presenti sui suoli coltivati anche a causa dei cambiamenti climatici. Oltre al contenuto della tesi, la Commissione ha apprezzato il fatto che prodotti oggetto di una ricerca biologica di base fossero già stati immessi sul mercato, nonché la forte interazione tra università ed industria, che è punto focale del dottorato in apprendistato. Ci tengo quindi a ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per il conferimento del premio e tutti i colleghi e compagni di viaggio che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Salve a tutti, sono Andrea Chiocca, storico dell'arte, attualmente dottorando presso l'Università di Padova. Sono il risultato vincitore del premio Marina Magrini, bandito dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e riservato a giovani storici dell'arte che per ragioni inerenti al loro campo di indagine debbano compiere un viaggio di studio e che abbiano presentato un tema di ricerca su scultura e pittura d'ambito veneto del Settecento nelle loro diaspore europee. Il mio progetto, che è stato ritenuto dalla Commissione corrispondere pienamente alle coordinate scientifiche concorsuali, infatti vuole indagare il soggiorno inglese di Niccolò Cassana, uno dei più importanti ritrattisti veneziani tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, soggiorno che si è svolto tra il 1711 e il 1713. Questo periodo dell'attività di Cassana è ancora oggi poco indagato. Per questo parte integrante del lavoro sarà quello di ricostruire le varie committenze e i diversi legami con l'aristocrazia inglese e la corte. Si cercherà inoltre di far emergere il rapporto di Cassana con gli altri pittori italiani presenti a Londra in quel periodo e si proverà, ovviamente, a ricostruire il catalogo delle opere di Niccolò, realizzate in quelli che sono stati i suoi ultimi anni di vita. A una ricognizione dei dipinti e dei disegni che gli si possono attribuire e conservati presso musei e collezioni private inglesi, si affiancherà quindi una ricerca dei documenti relativi all'operato di Cassana, presenti in archivi pubblici e privati. In questo modo si spera di poter finalmente iniziare a far luce sull'attività estrema di questo pittore, spesso citata ma ancora troppo poco studiata. Per questo ringrazio l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per avermi assegnato questo premio e per avermi dato la possibilità di poter portare avanti questa ricerca. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Alex Bellè, attualmente tirocinante di ricerca presso l'Oracle Research di Bolzano e sono risultato vincitore del premio Marco Marchesini per una tesi di laurea magistrale in ambito etologico che dimostra di aver trattato con considerazione e rispetto gli animali oggetto di studio. La mia tesi di laurea tratta l'ecologia comportamentale dello squirtolo comune europeo, Sciurus vulgaris, in diversi habitat. La ricerca è stata svolta presso il Parco dello Stelvio ed i dati ottenuti sono derivati da indici di cattura e test comportamentali eseguiti sugli animali in seguito alle catture, prima di un effettivo rilascio in loco. È importante considerare come abbiamo eseguito una metodologia per i test comportamentali che riducesse al minimo la durata di tali test,
tale così da ridurre anche quello che è lo stress subito dall'animale. I risultati ottenuti hanno poi dimostrato un'effettiva ripetibilità nel tempo dei tratti della personalità, indicante appunto come vi sia una presenza di personalità negli animali, ed una differenza significativa tra i tratti della personalità nei differenti habitat, i quali differiscono per la presenza delle specie arboree e quindi per la disponibilità di cibo per gli animali. La Commissione ha poi valutato l'inerenza della mia ricerca all'ambito disciplinare, un'effettiva considerazione e rispetto dimostrata nei confronti dell'animale oggetto di studio e la qualità dell'approccio sperimentale utilizzato e una solidità dei dati effettivamente ottenuti. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sono Luca Liberale, medico specialista in medicina interna. Ho conseguito il dottorato di ricerca in emato-oncologia e medicina interna clinico-traslazionale presso l'Università degli Studi di Genova ed attualmente mi trovo in Svizzera, dove sono arruolato come assistente di ricerca presso il Centro di Cardiologia Molecolare dell'Università di Zurigo. È un grande onore per me ricevere il premio Angelo Minic, che quest'anno era riservato ai contributi nell'ambito della medicina sperimentale. Durante gli anni di ricerca la mia attività ha riguardato principalmente l'invecchiamento del sistema cardiovascolare e le patologie cardio- e cerebrovascolari correlate con l'età, in particolare con riferimento al ruolo dell'infiammazione nella fisiopatologia della trombosi arteriosa e dell'ictus ischemico. Colgo l'occasione per ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti per il premio assegnatomi, l'Università degli Studi di Genova ed il Centro di Cardiologia Molecolare dell'Università di Zurigo, il professor Montecucco, il professor Camici e tutti i colleghi che sono stati fondamentali per il supporto datomi negli anni di ricerca. Grazie ancora.